Inchiesta sui tamponi rapidi in tribunale a Padova, rinviati a giudizio il microbiologo Roberto Rigoli e l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato, tutto partito dall'esposto di Andrea Crisanti, il processo tra un anno. Nel gennaio dello scorso anno il 25enne di Videlago Andrea Soligo morì cadendo da una scala in una ditta di Tezze sul Brenta. La procura archivia l'inchiesta, la famiglia si oppone, i legali presentano istanza di riapertura. Non mi arrendo, lo faccio per Andrea e per i nostri bambini, le parole della moglie di Andrea Soligo che ha scritto una lettera al presidente Mattarella e al ministro Nordio, le lacrime della mamma. Dopo i violenti scontri tra tifosi al termine della gara Spinea a Treviso arrivano i DASPO per gli ultra coinvolti, divieto di vendita di biglietti e i supporter trevigiani per la trasferta di domenica. Ruba cellulari e denaro negli spogliatoi durante gli allenamenti, ma non fa i conti con la squadra di calcio amatoriale che lo scopre e lo insegue. È successo ieri sera a Montebelluna. Rifiuti e resti di macellazione di animali abbandonati sul col Mostacin a Maser. Individuato il responsabile è un residente di Cornuda, l'abbandono forse legato al bracconaggio. Terremoto in Turchia e Siria, il vescovo di Treviso indice una colletta diocesana straordinaria per domenica 12 febbraio. Preghiamo per Angelo Zenna, dice Monsignor Tommasi. Giorno del ricordo, l'orrore delle foibe a Treviso, la cerimonia alla chiesa votiva e lungo la via intitolata Norma Cossetto, la vittima della tragica violenza. Buonasera, ben ritrovati TG Treviso. Partiamo con le immagini che ci portano in tribunale a Padova, dove oggi si è parlato dell'inchiesta sui tamponi rapidi e oggi sono stati rinviati a giudizio l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato e il microbiologo trevigiano Roberto Rigoli. Lasceremo dichiarazioni la prossima volta, c'è stato rinvio a giudizio, il processo ci darà l'occasione e l'opportunità di spiegare ancora meglio questa vicenda. Grazie. Quando sarà fissata la pubblicazione nel prossimo... Poche parole per bocca del suo legale, un leggero sorriso sul volto del microbiologo trevigiano Roberto Rigoli al termine dell'udienza preliminare che lo ha rinviato a giudizio assieme alla vicentina Patrizia Simeonato, ex direttore generale di Azienda Zero, nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi usati dalla Regione Veneto nel tracciamento dei contagi Covid nelle fasi più acute della pandemia. Oggi Simeonato era assente in aula e per lei ha parlato il suo difensore. Si va a dibattimento su tutti i capi di imputazione per entrambi gli imputati. L'udienza è fissata per il 22 febbraio del prossimo anno qui al Tribunale di Padova. Andranno entrambi a processo per falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente. Rigoli è accusato anche di depistaggio. L'indagine era partita nel novembre del 2020 dopo un esposto fatto alla Guardia di Finanza dal professor Andrea Crisanti, direttore della microbiologia di Padova, che in base ad uno studio riteneva che i tamponi rapidi della casa farmaceutica Abbott acquistati in Veneto non fossero sufficientemente sensibili a rilevare il Covid. Il processo inizierà esattamente tra un anno. Mi delude il fatto che si debba aspettare un anno per poter celebrare il processo, perché vorrei cominciare già domani mattina. Come mai tempi così lunghi? Lo deve domandare a chi organizza il lavoro giudiziario, non sono né gli avvocati né gli imputati, ma sono i magistrati e i capi degli uffici. Non vedo l'ora che inizi il processo perché, come ho chiesto ripetutamente, anche nel corso delle indagini potrò essere ulteriormente ascoltato e raccontare come sono andate le cose, ha scritto in una nota il dottor Roberto Rigoli. Per i giudici che si sono basati anche su intercettazioni telefoniche tra i due imputati, il microbiologo avrebbe mentito quando affermava di aver effettuato i test tecnico-scientifici sull'efficacia dei tamponi rapidi acquistati in massa dalla Regione Veneto tra la prima e la seconda ondata del Covid. Secondo la difesa, invece, Rigoli non era tenuto a svolgere test scientifici perché i tamponi antigenici Abbott erano marchiati e certificati dagli enti preposti e quindi già regolarmente in commercio. Rigoli dunque si è limitato solamente a verificare le caratteristiche del prodotto, poi acquistato da Simeonato con una spesa di oltre 2 milioni di euro. Un altro processo per un altro caso, processo che però rischia di non aprirsi mai. La morte sul lavoro del 25enne di Videlago Andrea Soligo, lo ricorderete, più di un anno fa la famiglia ha appreso dell'archiviazione del caso e gli avvocati hanno presentato l'istanza per poterlo riaprire. Ascoltiamo la moglie di Andrea. Quello che è successo a mio marito non può essere archiviato così come se nulla fosse. Merita verità, io lo sto facendo per lui perché lui non ha più voce, quindi ci sono io, ma soprattutto per i bimbi.
La procura di Vicenza ha archiviato il caso. Andrea Soligo, papà di 2 bambini, 25 anni, è morto a causa di una caduta dalla scala mentre stava lavorando in una ditta a Tezze sul Brenta. L'archiviazione a dicembre, come richiesto dal pubblico ministero per impossibilità di ricostruire la dinamica. La famiglia non si arrende. Ecco la lettera che la moglie Giorgia ha scritto al presidente Mattarella, come padre di tutti, e al ministro Nordio, di suo pugno, per chiedere la riapertura del caso. Voglio dare un senso ai miei giorni, lottando affinché vengano svolte le indagini per appurare le vere cause della morte di Andrea. Arrivare al dibattimento, un diritto per Andrea, dice Giorgia, la sua famiglia e soprattutto per quei 2 bambini che oggi hanno 3 e 5 anni ed hanno perso il padre. È stata difficile, è tuttora difficile, però insieme, passetto dopo passo, ce la stiamo facendo. Un fascicolo fermo da giugno, passato nelle mani di 3 PM. Un secondo colpo, la notizia dell'archiviazione. Da qui la decisione dei legali che ieri hanno presentato istanza di riapertura dell'indagine. La risposta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Accanto a Giorgia, il fratello di Andrea, Alessandro, e i genitori, Gianni e Paola. Chiediamo verità e giustizia per Andrea e per i bambini soprattutto. Ascoltiamo ora gli avvocati. Secondo gli avvocati non sono state prese in considerazione le conclusioni dello Spisal. Li ascoltiamo. Nell'indagine per omicidio colposo aperta dalla Procura di Vicenza e poi a dicembre archiviata c'erano 2 indagati, i titolari delle 2 aziende per le quali Andrea Soligo stava prestando servizio. Secondo gli avvocati Fabio Capraro e Marco Bonazzi, le conclusioni dello Spisal, un rapporto di 55 pagine, non sono state prese adeguatamente in considerazione, come mancherebbero all'appello documenti importanti come il piano di sicurezza coordinato che stima i rischi quando 2 imprese lavorano in concomitanza. Che non sono stati trovati, per cui vuol dire che non sono stati neanche esaminati da parte del pubblico ministero. Esattamente, quindi noi confidiamo su questo, più dopo confidiamo in una rivisitazione di determinate circostanze che abbiamo segnalato. Insomma. Il fatto che la scala usata da Andrea non fosse a norma perché poco stabile, questa è l'immagine prodotta dai legali di come avrebbe dovuto essere secondo la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la scala. Le prime dichiarazioni del titolare dell'azienda, che era con lui per il lavoro, poi non sono state verbalizzate, altro punto contestato dai legali. Il terzo, gli appoggi alla botola. Il PM ha inoltre sostenuto, si legge nella richiesta di archiviazione, che la caduta di Andrea possa essere dipesa anche dall'eccesso di sicurezza nell'utilizzo della scala. Che ha fatto dei corsi per imparare a salire le scale, ha fatto dei corsi di sicurezza che non hanno nulla a che vedere col fatto di saper salire o scendere scale che non sono adatte in una determinata situazione, quindi è assolutamente incomprensibile questa valutazione che fa il pubblico ministero. Dopo i violenti scontri al termine della partita Treviso-Spinea ci sono i primi DASPO, sentiamo. Prima le bombe carta, poi la carica della polizia. La polizia ha sentito caricare, polizia ai mezzi trevisani. Scontri tra ultra alla partita di ritorno nel posticipo di eccellenza Spinea-Treviso, giocata mercoledì scorso allo stadio comunale Aiende al villaggio dei Fiori. Ecco nelle immagini amatoriali quanto accaduto all'interno dello stadio, con la grata che divideva i spinetensi a sinistra dai trevisani a destra. Ingenti danni alla struttura da parte degli ultraospiti hanno letteralmente devastato i bagni, come racconta il presidente del Calcio Spinea. Hanno distrutto il lavandino che avevamo appena rifatto e messo a posto e hanno distrutto, come vede qua, bidet. E in mattinata, proprio mentre stiamo realizzando questa intervista, la nuova amara scoperta: distrutto il tubo dell'acquedotto che si trova nell'unico ingresso riservato ai tifosi trevigiani. Siamo qua come via, c'è acqua, io ho provato qui. Divelto, col tubo rotto e l'acqua che continua a perdere. Fortunatamente, con un anticipo di 20 giorni rispetto al match, la questura di Treviso aveva allertato quella di Venezia sull'alto rischio della partita. Abbiamo avuto anche noi come comune il coinvolgimento da parte della questura che tramite un sopralluogo ci ha indicato delle prescrizioni da mantenere. Motivo per il quale erano stati predisposti controlli rafforzati. Ecco in queste immagini come vengono scortati i trevigiani dai reparti mobili della Celere. Ed oggi già pronte le denunce a carico di ignoti da parte dello Spinea Calcio.
E con i Daspo già pronti da parte della Questura di Venezia, blindata la prossima partita di eccellenza, quella prevista per domenica 12 febbraio tra San Donà e Treviso, con la Prefettura di Venezia che ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti di tutta la Marca trevigiana. In centro città a Treviso, la nuova frontiera dei balordi che frequentano le aree dei giardinetti di Sant'Andrea, via Zorzetto, via Fiumicelli, sarebbe quella di costringere soprattutto anziani di pagare gli alcolici per loro al supermercato. Vediamo. Giovani che si avvicinano ai clienti, specie anziani, intimando il pagamento della propria spesa, consistente prevalentemente in alcolici, che poi vengono consumati nelle vicinanze. Siamo tra via Zorzetto e via Fiumicelli, uno dei quadranti più caldi della città di Treviso, ed oggi davanti al PAM non si parla d'altro. Io gli avrei dato una pedata, li avrei subito spediti se solo mi chiedevano. Comunque qui c'è sempre brutta gente. Ci vuole assolutamente che ci sia la polizia qui, in via assoluto, e vengo tutti i giorni, qua mi hanno rubato la bici, chiusa con le catene e tutto. Peccato perché siamo in pieno centro. Ho sentito che raccontavano che fuori al supermercato vedevano questi ragazzi, solitamente anche delle medie tipo, che appunto entrano, chiedono e se le commesse dicono di no chiedono a qualcuno fuori. Però non mi è mai successo direttamente. Non vengo di pomeriggio, vengo di mattina, è difficile che ci siano sti ragazzi. Ho visto sì, ma ho sentito che si lamentano, ma non posso dire niente di personale. A Treviso si sa, voglio dire, che i ragazzi comunque in giro ne combinano di tutti i colori. Qui anche succede così. Gente chiedono anche di ladri, anche tante gente qui usano droga. Succede qui sempre. Al comando della Polizia Locale di Treviso non risultano denunce specifiche. Il comandante Andrea Gallo parla di caso isolato in un'area altamente controllata grazie alle 8 telecamere di videosorveglianza collegate alla centrale e all'intervento quotidiano delle pattuglie. Tutta quella zona ha visto nel 2022 ben 1673 interventi della polizia di controlli, quindi è ancora oggi, tutti i giorni, per tutti i giorni dell'anno, compresa la domenica, la polizia locale controlla tutta quella zona con servizi appiedati, quindi è una presenza assidua, continua e quotidiana. A Montebelluna, ladro negli spogliatoi durante gli allenamenti, pizzicato però dalla squadra amatoriale. Una gara decisamente fuori programma, la corsa per bloccare il ladro che li aveva appena derubati. Calciatori da una parte, malvivente dall'altra. Scenario dello sprint atipico, Montebelluna. 3 cellulari, 3 portafogli e 500 euro in contanti, il bottino che era stato rapidamente raccolto da un 31enne marocchino nella razzia dentro gli spogliatoi dei campi sportivi di Piazza Tartini, mentre la storica squadra del GSA Amatori Montebelluna era impegnata nell'allenamento serale come ogni giovedì. Allenamento e pizza, come sempre, ma non stavolta. Il fuori programma raccontato da chi ha avuto la prontezza di scoprire il furto, l'allenatore Alessandro Mazzon. Si sono presentati questi 2 ragazzi in bordo campo che urlavano, un po' incitavano e un po' prendevano in giro, e a un certo punto l'ho trovato, non c'era più, uno di lui non c'era più, sono andato di corsa in spogliatoio e l'ho trovato dentro lì con le mani nel sacco. Al buio il 31enne stava prelevando il bottino dai giubbotti appesi. Vistosi scoperto, prima ha negato, poi è schizzato via, facendo nascere l'inseguimento, al quale si sono uniti subito i giocatori della squadra. Sempre là nei paraggi perché ha fatto un giro tondo, diciamo. È andato per una stradina, poi è saltato, è entrato al Mazzalovo e alla fine è andato sulle case popolari che ci sono lì. Il 31enne intanto si stava disfacendo del maltolto, poi è stato bloccato. L'allerta immediata al 112 ha infatti consentito a una pattuglia dei carabinieri di recarsi sul posto, arrestarlo e recuperare la refurtiva. In 10 anni che sono lì che alleno è stata la prima volta. Ti rattrista, ti lascia un po' di amaro in bocca, diciamo, perché vedi queste cose che succedono, vedi come sono certe situazioni, perché lo vedi che è un ragazzo che non sta al mondo, perché comunque era profondamente alterato. Un po' ti rattrista quello, un po' il fatto di sapere che pensi che sei andato a fare un allenamento per divertirti e ti ritrovi in una serata
del genere, sì, ti lascia un po' di amaro in bocca. Siamo alla politica, verso il congresso provinciale della Lega, la sfida lanciata da Riccardo Barbisana a riportare voti, unire le diverse anime del partito. Lo ascoltiamo. Quando mi sono candidato ho cercato di parlare con tutti per unire il più possibile le anime della Lega e intorno alla mia candidatura, se era possibile. Si vede che non l'ho convinto a sufficienza. Non lo dichiara apertamente, ma la partita per il nuovo segretario della Lega trevigiana potrebbe rivelarsi una corsa a due, la sua con la sua storia nei banchi del Consiglio Comunale del capoluogo e quella di Dimitri Coin da consigliere comunale di Morgano a deputato. In questo caso i banchi sono quelli di Montecitorio. Chi conosce bene il retroscena della competizione tutta in casa Lega racconta del grande potere dei segretari di sezione che negli ultimi mesi avrebbero fatto carte false pur di favorire i loro prediletti. Barbisana chiosa e allontana ogni possibile polemica. C'è la solita tensione, insomma, tra militanti, tra candidati, però anche, insomma, è bello vedere molti militanti partecipare, sapere che moltissimi ci tengono a venire domenica al congresso e c'è la classica animosità di un congresso però all'interno delle regole. Chiamerò le persone che più mi sono state vicine. Barbisana si prepara al rush finale. Alla fine chiunque vinca dovrà andare dagli altri per cercare di avere una maggioranza in direttivo provinciale, no? E questo ci aiuterà, volenti o nolenti, a fare pace tra tutti. Che cosa è la differenza dagli altri? Beh, che non ho un approccio pro questo o pro quello, pro Zaia o pro Salvini o anti Zaia o contro Salvini. Cerco di avere un approccio pragmatico, credo che il congresso provinciale non sia un'anticipazione del congresso federale, dobbiamo solo scegliere il miglior segretario provinciale per la Lega di Treviso, solo, ma non è poco. Certo è che domenica l'esito delle urne decreterà inevitabilmente il peso della leadership che Giampaolo Gobbo, padre della candidatura di Coin, ha ancora all'interno del partito. In corsa per la segreteria provinciale della Lega, il castellano Luciano Dussin punta a far riconquistare alla Marca e al Veneto il peso che merita rispetto alla Lombardia. Rappresentante del folto Carroccio castellano e convinto portatore di un messaggio di rinnovamento dopo il disastroso 25 settembre leghista, Luciano Dussin in corsa per la segreteria provinciale punta a smuovere quei militanti stanchi di vedere la Liga Veneta sottostare ai desiderata Lombardi e i livelli su cui dare un'impronta di cambiamento sono due. Abbiamo bisogno di rimettere insieme le sezioni, le circoscrizioni, di avere una sede provinciale più aperta, disponibile, di creare meno disagi con i tesseramenti e via via, ma questo è un po' comune tra i candidati. L'altro ruolo per il quale mi rendo disponibile è quello di ricominciare a far politica. Tornare ai temi dell'origine, alle questioni territoriali, dice Dussin, smettere di farne puntualmente una questione di nomi e correnti. Il nuovo segretario dovrà dare questa linea. A me interesserebbe avere una segreteria provinciale che influisce sulla prossima segreteria regionale della Liga Veneta per mandare messaggi costruttivi ma molto chiari ed interpreti dell'esito delle votazioni a quelli che operano in via Bellerio. Nella sfida per la segreteria che lo vede opposto a Dimitri Coin e Riccardo Barbisan, la strada giusta per l'ex sindaco di Castelfranco ed ex parlamentare è quella di ridare voce ai militanti e alle loro aspettative. Ma io sono convinto che la gran parte dei nostri militanti è propensa a lanciare un messaggio di forte cambiamento. Non deve più succedere che ci facciamo prendere in giro dai grillini di turno che ci portano via reddito di cittadinanza e ci lasciano col cerino in mano. Noi vogliamo essere determinati. Elezioni amministrative a Treviso, l'avversario dell'attuale sindaco Mario Conte, il candidato del centro-sinistra Giorgio Denardi, lancia una proposta all'attuale sindaco in tema di case ATER. A fine febbraio scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'assegnazione delle case dell'ATER del Comune di Treviso. Purtroppo fine febbraio è una scadenza che è molto stretta rispetto alla necessità di dover consegnare anche l'ISEE 2022. Per avere l'ISEE 2022 serve un passaggio normalmente al CAF che è pieno di lavoro in questo periodo e quindi diventa veramente difficile ottenerlo questo documento entro fine febbraio. Quindi c'è una domanda molto elevata
di partecipare all'assegnazione di queste case, ma molti sono in difficoltà per riuscire a presentare la domanda. Quindi oggi abbiamo chiesto al sindaco Mario Conte di Treviso di allungare questa scadenza e di permettere a tutti di partecipare a questa assegnazione, concedendo 60 giorni di tempo in più per poter comporre tutta la documentazione che serve a partecipare. Ringrazio il sindaco Mario Conte se dovesse avere la gentilezza di poter aprire fino alla fine aprile la possibilità di partecipare e consegnare la documentazione. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, buonasera. Ripartiamo dal terremoto in Turchia e Siria. Il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, ha indetto una colletta diocesana straordinaria per domenica 12 febbraio. I dettagli. Anche la comunità cristiana della diocesi di Treviso si mobilita a sostegno delle popolazioni colpite dal devastante terremoto in Turchia e Siria. Il vescovo Michele Tommasi ha indetto per domenica prossima, 12 febbraio, una colletta straordinaria, il ricavato della quale sarà devoluto all'aiuto alle popolazioni colpite dal sisma. È una mobilitazione di tutta la Chiesa italiana. Per la nostra diocesi ho pensato di fare subito perché anche i primi momenti sono quelli dove c'è bisogno maggiormente. Sosteniamo l'impegno di Caritas Italiana, di Caritas Internationalis, raccogliamo nelle parrocchie quello che possiamo per aiutare per questi primi momenti e non faremo sicuramente mancare il nostro aiuto in futuro. Al momento la raccomandazione è di non recarsi nei paesi colpiti dal sisma e sostenere l'azione delle Caritas non con beni materiali ma con donazioni in denaro, che in questo momento rappresentano per le comunità italiane la forma di aiuto più opportuna. Un terremoto devastante che ha colpito popolazioni già martoriate da povertà e guerra. Penso alla Siria, che è in una condizione molto difficile per la guerra, per il regime che c'è lì, addirittura dobbiamo arrivare quanto prima possibile, e anche la Turchia ha bisogno del nostro aiuto. Sono nostri fratelli e non possiamo rimanere indifferenti. Ed in queste ore una preghiera ed un pensiero di vicinanza va anche ai familiari di Angelo Zen, l'imprenditore di Maerne di Martellago disperso in Turchia. La sua parrocchia rientra nella diocesi di Treviso. Siamo sicuramente vicini, la comunità cristiana lo è, lo sono io personalmente con la preghiera, e lì dove ci può essere il sostegno alla famiglia, davvero nella speranza che il tempo che passa possa ancora portarci buone notizie. Il passaporto verrà rilasciato principalmente a chi è in partenza, così il questore di Treviso spiega come l'emergenza per ottenere il documento in tempi ragionevoli stia gradatamente scemando. Vediamo. Abbiamo pubblicizzato anche i canali che le persone hanno a disposizione per rappresentare queste necessità, e quindi stiamo molto attenti a rilasciare i passaporti innanzitutto a quelli che devono partire per qualsiasi ragione, e poi stiamo cercando anche di ridurre i tempi per gli appuntamenti. Passaporti a chi parte, gli altri dovranno aspettare. Chi avrà pazienza sarà sicuramente premiato e in tempi brevi. La situazione volge tuttavia ad attenuare le tensioni che si erano venute a creare a metà gennaio, quando su segnalazione di alcuni utenti si erano rilevati disagi che riportavano attese anche di 10 mesi per ottenere il documento per l'espatrio. I mesi per avere un appuntamento sono sempre tanti. Per quello che ho anche chiesto alle persone che non hanno fretta di mettersi in coda e aspettare diciamo il loro turno. Quello che per noi è fondamentale è rilasciare il passaporto a chi ha bisogno di partire, a chi deve fare delle pratiche per cui necessita, e su questo non ho lamentele. Rifiuti abbandonati, siamo a Maser sul Col Mostacin, ma il responsabile è stato individuato.
Era un cittadino residente a Cornuda e responsabile degli abbandoni segnalati nelle ultime settimane sul colmo Staccin. Questo è quanto emerso dalle indagini svolte dalla Vigilanza Ambientale del Consiglio di Bacino Priula. Le segnalazioni avevano portato al ritrovamento di grossi cumuli costituiti da rifiuti domestici, ingombranti e da resti animali, derivanti evidentemente da pratiche illegali di macellazione clandestina. Le indagini effettuate hanno condotto i vigili ambientali a un residente del comune di Cornuda. Non avendo mai attivato un regolare contratto per la gestione dei rifiuti, era privo di contenitori necessari per svolgere una corretta raccolta differenziata. Per lui, sanzione da 600 euro per l'abbandono di rifiuti, le spese di ripristino dei luoghi e anche l'ulteriore sanzione di 150 euro prevista nei casi di omessa attivazione del servizio per i rifiuti. Ulteriori indagini delle forze dell'ordine sono ancora in corso. Rimane infatti da chiarire se la macellazione clandestina e il successivo abbandono dei resti animali derivino da reati di bracconaggio, fenomeno noto da tempo nella zona delle colline asolane. Il giorno del ricordo, l'orrore delle foibe a Treviso, la commemorazione alla chiesa votiva e poi lungo la via dedicata a Norma Cossetto, vittima della tragica violenza. Vediamo. Dei fiori con una coccarda tricolore sono stati deposti nel quartiere di Santa Bona, nella via intitolata alla memoria di Norma Cossetto, studentessa 23enne divenuta simbolo della tragedia delle foibe e dell'esodo istriano-dalmata. Amministratori comunali e regionali, associazioni combattentistiche d'Arma, assieme agli allievi della scuola secondaria Bianchetti, hanno commemorato Norma Cossetto nel giorno del ricordo, con l'obiettivo di mantenere e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. Abbiamo voluto scegliere questo luogo perché è proprio davanti a una scuola, per dare un messaggio ai ragazzi e alle future generazioni. Cioè il fatto che la loro scuola sia in via Norma Cossetto numero 1, noi ci auguriamo che possa scaturire in loro un desiderio di conoscenza, un desiderio di ricerca storica. Norma è il simbolo di quel massacro che ha coinvolto migliaia di nostri connazionali, una delle pagine più tristi, buie e dolorose della storia italiana, spesso taciuta o addirittura ancora non riconosciuta. Per non dimenticare mai quello che avvenne ai nostri connazionali, poi trattati in maniera disumana anche in patria, e questo è giusto che la comunità lo ricordi in questa giornata, in questa via e davanti a una scuola. Infine, per l'occasione, gli studenti dell'orchestra Colletti hanno intrattenuto gli ospiti eseguendo l'inno alla gioia di Beethoven. Ed oggi mattinata è stata anche posta presso la una targa commemorativa lungo le mura storiche della città dedicata a Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, morto il 10 febbraio del 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau. Sono presenti con gli insegnanti gli studenti delle sezioni AC e BC della terza classe del liceo scientifico Duca degli Abruzzi, che saluto e per i quali spero che questo momento commemorativo, seppur breve, possa essere una scintilla che stimoli l'approfondimento di un capitolo cruciale della nostra storia. Tutto questo deve essere di stimolo a studiare la storia. Le parole del questore Emanuela De Bernardin, rivolte agli alunni del liceo presenti alla deposizione di una corona presso la targa commemorativa ubicata lungo le mura storiche della città e dedicata a Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume, morto il 10 febbraio del 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau. È una ricorrenza importante perché è un momento di condivisione, del ricordo di un gesto, anzi di una persona che ha salvato migliaia di ebrei, oppositori, persone in fuga dalle leggi razziali, dal nazismo, e che ha sacrificato consapevolmente la propria vita per salvarne altri. Nella zona Bastioni San Marco c'erano anche il prefetto Sidoti, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, i rappresentanti della comunità ebraica, le autorità civili e militari cittadine con le due classi del liceo scientifico Duca degli Abruzzi. Giovanni Palatucci ha messo a repentaglio la propria vita, non solo perché era un poliziotto, perché era un uomo come ho ricordato, lo declinerà Leonardo Sciascia, un uomo che applica l'umanità. Come ogni venerdì siamo alle previsioni del tempo, andiamo a vedere il tempo per il fine settimana.
Un'area di alte pressioni molto intensa, di origine europea, continua a interessare un po' tutte le nostre zone, in genere tutto il nord Italia. Come evidente dalla carta del tempo, vedete che alta pressione e che intensità, 1039 hectopascal, quindi è fortissima. E questa alta pressione continentale ha attivato una discesa di aria fredda sul suo bordo orientale che ha investito un po' tutte le nostre zone, soprattutto le zone nord-orientali, quindi ha abbassato le temperature, ha favorito forti gelate notturne, però ha mantenuto lontano il fenomeno della nebbia e soprattutto ha disperso il materiale inquinante, quindi i parametri dell'inquinamento sono e rimarranno piuttosto bassi per i prossimi giorni. Presto detto, l'alta pressione, anche se poi da lunedì tenderà a attenuarsi, permane, sarà intensa e quindi continuerà a proteggere tutte le nostre zone dai sistemi perturbati, quindi né pioggia né neve. Ripeto, per quasi o per tutta la prossima settimana. I venti sono deboli con qualche rinforzo ancora dai quadranti settentrionali, le temperature ancora gelate più forti, abbastanza forti per domani, sabato, quindi 4-5 gradi in pianura sotto lo zero, valori minimi, poi già da domenica sarà -1, -2 e poi per il resto della settimana un po' sotto lo zero, ancora piccole gelate, ma la temperatura minima e le temperature minime vanno crescendo. I valori massimi 10-12 gradi per domenica e poi intorno ai 10 gradi per il resto della settimana. L'alta Adriatica è previsto mosso. È tutto. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. E partiamo anche qui dall'orrore delle foibe con il giorno del ricordo celebrato a Belluno. Presso il monumento eretto nel giardino di piazzale Vittime delle Foibe, vicino alla stazione ferroviaria, si è svolta anche quest'anno a Belluno la cerimonia commemorativa per il giorno del ricordo, in omaggio e memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l'esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, sono iscritti con segno indelebile nella storia della tragedia della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze. Nel giorno del ricordo desideriamo innanzitutto rinnovare ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, agli esuli e ai loro discendenti il senso forte della solidarietà e della fraternità di tutti gli italiani e di noi bellunesi. Ricordi difficili da rivivere, eppure proprio chi quei giorni li ha vissuti e oggi ha 85 anni, ha voluto rivolgere il proprio pensiero e i propri sogni a chi la tragedia della guerra la vive oggi. È come se l'umanità avesse dimenticato quello che è successo 45 anni fa, 50 anni fa. Ha sempre voglia di ricominciare. Io vi dico la verità che ho un sogno. A me piacerebbe che il Papa uscisse dal Vaticano e andasse in elicottero sul confine russo e ucraino polacco, con 3 bambini, uno di ciascuna nazionalità, abbracciarsi. Nevegal BIM ha provveduto a sostituire circa 1 chilometro di tubazioni, di cui 500 metri per un nuovo collegamento tra i serbatoi di accumulo Comirato e Reale che alimentano buona parte del colle ed altrettanti di rete di distribuzione a servizio di via Favanghera. La nuova tratta, posata in sostituzione dell'esistente, ormai vetusta e con numerose perdite, è già in esercizio e assicura massima efficienza nell'erogazione all'utenza. Grazie a questo rinnovamento strutturale, infatti, vengono risparmiati giornalmente circa 260.000 litri prima dispersi in ambiente, pari, pensate, a 95 milioni di litri in un anno. Il Festival di Sanremo non è solo una vetrina per il bellunese, ma anche l'occasione di confronto su vari temi. Importante in questo senso che il ministro della Sanità Orazio Schillaci e Amadeus abbiano visitato le Dolomiti bellunesi a Casa Sanremo. Al ministro è stato ribadita l'importanza del bonus vista, che consente ai nuclei familiari di accedere a un contributo per l'acquisto di lenti ed occhiali da vista. A partire dal 13 febbraio gli è stata espressa la speranza che questo strumento venga implementato anche con l'innalzamento della soglia ISEE. E manca poco alla partenza della 40esima edizione della Transcavallo. Domani si festeggerà un compleanno importante con 2 appuntamenti agonistici.
Transcavallo, 2 le gare. La long distance, affiliata al circuito della Grande Course, sarà quella più impegnativa con circa 3.000 metri di dislivello, mentre la Transcavallo Classic individuale si svolgerà lungo un tracciato comunque spettacolare ma meno faticoso. Il dislivello della gara light sarà di 1.500 metri, con uno sviluppo di 13 km. Il percorso più lungo arriverà in cima al Monte Guslon e correrà lungo la cresta che scende in direzione Castellatta. Dopo la Val Salatis, gli atleti saliranno sul Monte Cornor, scenderanno verso la Casera Palantina per poi sconfinare in Friuli. Rientrate verso l'Alpago, le squadre saliranno per la seconda volta sul Cornor, con la salita al rifugio Semenza e poi tornare per la seconda volta in vetta al Guslon. Ecco come ricorda la gara chi la vinse un anno fa. Qua in Alpago vengo sempre volentieri. Venivo volentieri una volta quando di gare di sci alpinismo ce n'erano tante, adesso ce ne sono sempre meno e stanno prendendo una piega che a me purtroppo non piace. Qua per fortuna si fanno le gare in maniera più rilassata come si faceva una volta, gare di sci alpinismo vero sul tecnico, e quindi io vengo sempre molto volentieri e alla Transcavallo forse penso sia l'unica gara in cui anche quando smetterò di fare le gare potrò venire per farla a livello proprio amichevole con qualcuno per bere qualche prosecco, qualche birra o fare festa qua, quindi Transcavallo per me ci sarà sempre, meno male che ancora qua c'è gente appassionata che ci crede nonostante tutto e complimenti a loro innanzitutto. Domenica, riposti gli sci ultraleggeri da gara, sarà la volta della Transcavallo Experience, un'escursione aperta a tutti gli appassionati delle pelli di foca. I partecipanti saranno accompagnati da 3 guide alpine. Si potranno percorrere in sicurezza le tracce della Transcavallo su 2 itinerari, quello che sale verso Cimavacche e quello che porterà in vetta al Monte Guslon. Siamo in chiusura alle previsioni del tempo come sempre. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona serata. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, il weekend trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di sabato 11 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso, non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie saranno ancora sotto zero dappertutto, massime tra 8 e 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, ce lo mostra la grafica, il cielo sarà poco nuvoloso per la presenza di locali velature. Temperature minime tra lo 0 e i meno 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto sarà molto soleggiato con solo qualche temporaneo annuvolamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 1-2 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.